Due parole molto belle che noi abbiamo letto sui cartelli. Somalia, cioè autodeterminazione, sì. autosufficienza. Somalia nuova significa Somalia che crede alla realtà e sa dove parte e sa dove vuole andare, quindi si batte per la sua sopravvivenza e per la sua ricostruzione nazionale e che dipende e crede di dipendere dalla sua propria forza, dalla sua possibilità e dalla sua realtà. Somalia non più vivente nelle menzogne e sogni, ma vive sulla realtà, quindi fare passi in base alla sua capacità e con determinazione di raggiungere gli scopi prefissi. Perciò non facciamo opportunismo, questo è il motivo è soltanto agiamo in base alla nostra coscienza. Vorrei riallacciarmi a alcune frasi di un suo recente discorso. Cioè lei ha detto: cerchiamo prima una nostra unità, Sì. parliamoci, Sì. parliamo fra di noi popoli africani prima di poter affrontare Sì. con più sicurezza i problemi con il resto del mondo. Sì. E questo ho fatto questa affermazione perché pare che siamo in certo qual modo legate delle correnti politiche non africane. E questo naturalmente c'è anche il fatto che molti paesi africani non trovano ancora, non constatano ancora della loro realtà.